2022 è stato un anno importante per la produzione di uva e di soia in Friuli Venezia Giulia. Le superfici a vigneto continuano ad aumentare, hanno superato i 28.000 ettari e nonostante la forte siccità anche la produzione di uva ha superato i 370.000 tonnellate, in aumento del più 10,7% rispetto al 2021. Le superfici più estese sono state investite a soia, prossime agli 80.000 ettari, e sono aumentate anche le superfici e le relative produzioni di frumento tenero e di orzo. È interessante notare come dopo il Covid ci sia stato un ritorno dei giovani in agricoltura, infatti si contano più di 870 imprese agroalimentari condotte da giovani under 35, in aumento del più 2% rispetto all'anno passato.